Foyer. Dall'Officina Geniatori. Pulcinella stanco. Spunti dal quarto monologo di Ariele D'Ambrosio. Così, ma stai ancora in tasto 3? Ma non te ne sei addonato, no? Ma non siamo voluti, non siamo mossa, non siamo oppata. La coppa gradatura. È rimasto sempre là, abbandonato, chi ne ruggina. Così, sto treno è solamente un suono. Clemè, volesse che Geppino marmolare, no? Potesse far sciare in un marmo una bella mazza rossa. Rossa, ma rossa assai. Meglio lo David di Michelangelo. Un mano gigante che sta tisica in coppa a una montagna di munnezza e che dice a tutti che sta gente guardate. Istung qua, mi sei moscazza cosa che gli escerà in da stumare mel mamarro. Io prima che si muovo lo faccio nuovo. Sono mazzato. Ma voi lo sapete che all'interno della Bibbia era una discarica della monnezza a dove stavano i carogni l'animale, l'osso delle pecore, i bacche e pure l'assassino morto, la carne putrefatta. E appicciavano tutte cose, sì, tutta fateva come mo, in una vallata che chiamavano il nome, fuori il porto di Israele. E quanta vallata teniamo noi qua, E quanta fuoco va a bruciare? Per pulizzare, e quanta cenere. E sto fuoco, c'è scarfa o c'è brucia? E st'inverno, c'è brucia o c'è scarfa? E hanno pure acceso a Pedro, povero uomo, è rimasto in terra come una prete. Pedro, come a città del Papa che ha perso la cupola di San Pietro. Pedro, i cordelli della fisarmonica si sono stutati quando suonavano funicoli, funicolà. Ma poi i notoli sono rimasti in canna. Sì, non scendono più che parole. Si stanno zitte e mute. Rindavo canzerrata. Vinda Maddalena, quartiere antico di Acerra, dove ancora esiste un rudere che rappresenta quel che resta della casa natia di Pulcinella, e a pochi metri da essa c'è un'altra casa, un piccolo museo a ridosso di un antico portone dove ancora si respira l'aria dell'Ottocento napoletano, una piccola biblioteca dove sono raccolti cimeli della musica e oggetti della tradizione napoletana. All'interno vive insieme alla sua donna Vincenzo Siciliano, in arte Schiattarelli, un cabarettista serrano, riconosciuto come uno degli ultimi pazzarielli della macchietta napoletana, che si diletta a scrivere di tanto in tanto poesie. Una candela. Una sera presi il foglio di carta, mi avvicinai alla scrivania e, mentre davo forma ai miei pensieri, la luce si spense. Presi un candeliere ed accesi una candela che offriva una fiamma molto piccola. Mi chiarì però un dubbio. Mi disse: guarda sul muro, tu non sei solo e non soffri di solitudine. Io riflessi, pensai e guardai. Grazie a questa fiammella che mi sta illuminando, io non sono più solo. Ora siamo in due, io e la mia ombra. Foyer. Dall'Officina Geniatori.